Allora, IVA, è doveroso perché siamo stati sollecitati su questo argomento, quindi io penso vi prendo come... Sì, ma facciamo un esempio concreto. Un caffè, 1 euro, ha dentro un IVA del 10% oggi. Qualcuno ha detto che vuole portarla al 15%. Vuol dire che ci sono 5 centesimi in più. Secondo lei a chi vanno? Chi deve pagare quei 5 centesimi? L'impresa non ce la fa. Se l'impresa è generosa fa 2,5 centesimi, lo pago io impresa, e 2,5 centesimi li paghi tu il consumatore. Però bisogna vedere appunto il E questo consumatore. il consumatore non ce la fa. No, Il esatto. consumatore è A quel impoverito. punto dice, vabbè, rinuncio al caffè fuori al bar, come diceva Esattamente. lei Panino, ma E invece che allora prendere un a rifugio paese me che lo non mangio ha a consumi casa. interni è un paese morto. E quindi invece che... Perché? Perché l'export, ad esempio, per esportare, un'impresa, un'industria cosa è costretta a fare? O diventa in maniera esagerata, enorme, efficiente, e allora riesce a essere competitiva sui mercati e può esportare, e non è facile, oppure va fuori e fa una parte del lavoro fuori, quindi porta posti di lavoro fuori dal paese per poi riportarlo dentro. Ecco, è un giochino che non va bene, bisogna che il mercato interno riparta. Un paese con economia sana ha un mercato interno che tira, noi abbiamo un mercato interno fermo. Ecco, però questo discorso E quindi qua... l'IVA non si applica in questa situazione, non si può aumentare l'IVA in questa Però situazione. l'Europa, è stata l'Europa che in questo caso qua l'ha chiesto o no? È No, vero? ma non sono queste, E appunto quali sono le... sono nel dibattito complessivo perché Mm. non sanno come arrabattarsi per trovare risorse e abbattere il debito pubblico. Un giorno viene fuori l'IVA, un giorno viene fuori questo, un giorno viene fuori quell'altro. Purtroppo è un teatrino perché non c'è chiarezza e non c'è una ricetta, no? Bisogna fare le riforme. Le pensioni sono onerosissime nel nostro paese, ma non perché ci siano dei ladri, o magari anche ci sono, io non lo so, ma perché non abbiamo fatto le riforme 10 anni dopo gli altri paesi. Allora bisogna tener conto che il nostro paese è un paese vecchio, è un paese che ha un sistema pensionistico in parte riformato, in parte da riformare. Se non si fanno le riforme fondamentali e non quella del Senato, che non è fondamentale, il nostro Serve paese solo avrà loro. difficoltà. E allora ogni tanto uscirà la manovra economica, il Premier dice non ne facciamo, gli 80 euro li voleva dare a tutti, adesso li dà solo a qualcuno, chissà se li mantiene, gli 80 euro non sono stati sufficienti a far ripartire i consumi e lo sapevamo. Infatti, ce Insomma, l'avevano detto. ecco, mi pare che questo teatrino in cui ciascuno si alza la mattina e si inventa una cosa può riempire le pagine dei giornali, ma non certo la pancia degli italiani. Assolutamente, ma fronte duro per il discorso dell'IVA secondo lei o no? Perché poi anche funziona così, che tanto l'italiano tace, no? Lamenta, Ci abito. malmostoso, però poi si abitua. Dove invece c'è stato chi si è impuntato, magari qualcosa anche si riesce a ottenere. Abbiamo visto le categorie, quando sono state coinvolte certe categorie che hanno messo un muro duro, qualcosa hanno Su ottenuto. questa, su Su questa cosa, come vi proposta, ponete? questa è una proposta inaccettabile. C'è una Già boutade nel però. precedente tentato aumento dell'IVA avevamo già detto anche a livello nazionale con i nostri centri studi come questo aumento dell'IVA avrebbe portato un minor gettito, cosa che è successa perché c'è stata una contrazione dei consumi. Allora, riportare una ricetta che apparentemente nel breve può tranquillizzare non so chi, l'Europa, ma non lo so, non credo, porta di fatto dei danni a medio periodo, perché se non abbiamo la domanda interna, che è l'80% del nostro PIL, che è la nostra forza, la nostra potenza, se non riusciamo a riattivare questa, e non possiamo certo farla con un aumento dell'IVA, noi non riusciamo a uscire dal guado. Allora è importante da una parte fare le vere riforme che sono impegnative e non possono essere fatte anche a breve. Una lotta importante contro la corruzione. Siamo uno dei paesi con un alto livello, uno dei più alti livelli di corruzione al mondo. Beh, cominciamo a gestire semplificando appalti, definendo in maniera chiara le procedure e le azioni che devono essere svolte, per seguire in maniera chiara chi è fuori dalla legge, in modo tale da poter riportare quote significative di gettito che sono molto di più di qualche punto dell'IVA aumentato e che richiedono solo una volontà chiara politica e una capacità di programmazione. Poi non ragionare solo con degli slogan. Purtroppo i sistemi organizzativi, cioè le nostre organizzazioni,
fanno un grosso lavoro, a volte molto silenzioso, perché è più preventivo, evitare i danni che stanno combinando e le proposte che stanno portando in Parlamento. C'è un lavoro grossissimo e durissimo, non tanto da lobbista per poter avere interessi, ma come logica di parte sociale. Siamo cittadini, rappresentiamo comunque cittadini, operatori economici e via, in modo tale che le scelte che siano fatte siano a beneficio nostro e anche di quelli che arriveranno dopo di noi, dei giovani che possono immaginare un futuro un po' più accogliente rispetto a una visione che abbiamo oggi, per cui capacità di guardare, fare scelte oggi tenendo presente la sostenibilità, quello che succederà e cosa creiamo oggi per domani. Comunque devono abbassare le tasse e Ecco, trovare le bravissimo, risorse. infatti io stavo guardando proprio questo, perché... È l'unica, non lo dico io, lo dicono gli economisti, i premi Nobel. infatti. La ripresa dei consumi passa solo attraverso un abbattimento delle tasse. Per fare questo naturalmente bisogna trovare risorse altrove, allora bisogna essere più efficienti, bisogna disperdere meno energie, ma se non si parte da questo il nostro paese non migliorerà. Ecco, tra l'altro voi questa soluzione, la vedevo appunto nella relazione che avete presentato, l'avete chiesta anche per fronteggiare l'emergenza che si è presentata a Sì, seguito perché di le questa... tasse si pagano non tanto sugli scontrini come la Guardia delle Finanze a Cortina ci ha voluto far credere, ma sulla base sugli studi di settore, che sono dei meccanismi che, prendendo alcuni fattori dell'azienda, dicono tu dovresti pagare questo. Ecco, allora questi sono studi, diciamo, statistici basati su una serie di parametri che possono essere cambiati in funzione di un cataclisma come è stato quello estivo. Ecco, noi abbiamo chiesto di ammorbidire questi studi di settore almeno per i 3 mesi dell'estate e almeno in quei settori, in quelle località più colpite. Aspettiamo che ci diano una risposta e non molleremo sicuramente la presa. Ecco, questo voi l'avete chiesto a chi? Diciamo, agli studi di settore, all'ufficio degli studi di settore. C'è un osservatorio regionale che deve cominciare un monitoraggio a cui noi abbiamo già mandato la nostra documentazione, farà le sue verifiche come è giusto che sia. Insomma, Certo, noi abbiamo fatto uno studio dal centro studi, ma può essere sempre opinabile. Verifichino anche loro, facciano i conti e guardino. E noi crediamo che qualche cosa debbano venire incontro a darci, perché diciamo, c'è una situazione... Il problema non è tanto e non è solo la perdita avuta, che per qualcuno può essere drammatica, è che questi operatori non investiranno più un euro e invecchieranno troppo presto e andrà a remengo tutta l'economia del Veneto. Ecco, proprio siamo in chiusura, pochissimi secondi. Ci eravamo fermati a Belluno, proprio rapidissimamente. Le province che sono andate meglio, quali sono state? I territori che sono andati meglio? Cioè la montagna malissimo, il mare... Beh, Padova è andato perché meglio. anche Abano ha tenuto. Termalismo... Il termale è meno condizionato dal tempo. No? Ci sono varie attività, la motivazione ad andare sulle terme non è legata alle condizioni atmosferiche. Naturalmente Venezia sì, ha tenuto bene, anzi ha avuto secondo me qualche surplus, però dicevano gli albergatori di Venezia, e gli credo, che hanno avuto più presenze, un po' più ricavi, ma non proporzionale al numero delle presenze perché hanno abbassato le tariffe. Perché più ricavi però. Più ricavi, sì. Venezia centro storico. E questo è un modo interessante, ma era inevitabile che i turisti delle coste, piovendo, andassero a Venezia. Qualche località, diciamo, di arte, di cultura, e poi c'è stato un lamento generale, insomma, la montagna, le Dolomiti, la Lessigna, la montagna vicentina, le terme vicentine hanno perso, il lago, perché ci sono quegli impianti, diciamo, quei centri di divertimento che hanno avuto veramente un taglio netto, hanno avuto una carenza addirittura del 50%, qualcuno dice, incassi molto molto pesanti. Queste sono strutture grosse e un 50-10% lì è molto, ecco, molto infatti sono pesante. dei casi più eclatanti, quella che stiamo vedendo, la montagna, quindi sono effettivamente... Ma soprattutto la montagna, che crisi si è aggiunta alla crisi.
3 dopo giorni senza l'inverno. energia elettrica quest'inverno. Infatti, perché vuol dire Insomma, c'è stato un inverno abbastanza esatto, infelice, tra l'altro in esattamente, montagna, quindi esattamente. adesso bisogna vedere come si presenta la prossima stagione e di Certo. conseguenza. E niente, quindi abbiamo visto un po' un bilancio, vabbè, speriamo che possa esserci qualche novità positiva. Ovviamente noi inizieremo questo capitolo insieme, quindi periodicamente già avvisiamo i nostri telespettatori che avrete la voce di Confcommercio del Veneto che vi aggiornerà su tutte le iniziative, su cosa viene intrapreso, anche per i giovani che penso siano genitori o nonni che sono molto in apprensione Ma per anche i sulle propri figli. opportunità da vedere e da fare, perché diremo Esatto, anche queste infatti. cose, un po' positivo parleremo, Esatto, no? Non bravissimo. solo a Parleremo, piangere. come chiedono alcuni, in positivo, in modo Esattamente. positivo, quindi vedere chi ce l'ha fatta, c'è chi ce la fa e Assolutamente. quindi noi vedremo anche le eccellenze e ve le faremo conoscere, scoprire, le faremo parlare del territorio, che possono essere da spunto, da stimolo per chi vuole restare e deve, è giusto che sia così, e crescere, continuare a crescere con la propria azienda, e poi le opportunità anche formative che sono importantissime di aggiornamento per dare una prospettiva ai giovani che effettivamente, terminato un percorso di studi, non sanno dove sbattere la testa ed effettivamente senza arrendersi ma aggiornandosi, crescendo, facendo esperienza anche, esatto, possono esserci delle grossissime opportunità. Io vi ringrazio di essere stati Grazie a qui con lei. noi, grazie a voi naturalmente, ci vediamo prestissimo.